Buongiorno da Cavanella Po, è una frazione di Adria. Siamo davanti a un macello ovini, perché è la festa del sacrificio. È una festa che ha cominciato il 19 luglio, finirà il 23, e uno dei pochi macelli autorizzati in Italia è questo macello qua. Le forze dell'ordine non ci hanno permesso di entrare per questioni di ordine pubblico, però adesso proviamo a spiegarvi che cos'è questa festa, naturalmente rispettando la cultura islamica e non solo islamica. Ricordiamo che questo tipo di macellazione c'è anche in altre religioni, non ultima la religione ebraica, e comunque proviamo a spiegarvi che cos'è questo. I musulmani sacrificano come Abramo un animale che deve essere fisicamente integro e adulto e può essere soltanto un ovino, un caprino, un bovino o un carmelide. Negli ultimi due casi è possibile sacrificare un animale per conto di più persone, fino a 7. L'animale viene ucciso mediante sgozzamento con la recisione della giugulare che permetta al sangue di defluire. Visto che la legislazione biblica e coranica, il sangue è sacro ed è quindi proibito mangiarne. La cerimonia dello sgozzamento di quest'anno si svolge tra il 19 luglio e il 21 luglio. L'animale viene sgozzato da un uomo che deve essere in stato di purità legale, pronunciando la formula nel nome di Dio, Dio è il più grande. Gli ultimi dati che riguardano questo macello, che risalgono al 2017, parlano di 200 montoni macellati. In ogni caso, massimo rispetto per ogni tipo di cultura, per ogni tipo di religione. E da Leandro Maggi è tutto da Cavanella Po.